Napoli scatenato, signori, non solo De Bruyne e Jonathan David, offerta anche per Sudakov e si avvicina Florentino Luis. In questo video vi voglio dare gli ultimi aggiornamenti di mercato sul nostro Napoli, che è già in trattativa avanzata per diversi obiettivi in vista della prossima stagione. Prima di continuare a scoprire tutte le ultime mosse di mercato del nostro Napoli, vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale, i signori di Napoli, di attivare la campanella delle notifiche. Se vi va vi potete abbonare per sostenere la nostra redazione. Come sapete, il Napoli avanza in maniera concreta per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, che vedrà la formazione azzurra tornare a disputare la prossima Champions League dopo la qualificazione ottenuta con largo anticipo in questa stagione. Un campionato che li vede assoluti protagonisti sino al 90° e oltre, insieme all'Inter, nella lotta che assegnerà lo scudetto. Un risultato che sarebbe incredibile per la nostra squadra guidata da Antonio Conte, ma che diventerebbe la base per il direttore sportivo Giovanni Manna e per il patron Aurelio De Laurentiis per costruire un futuro luminoso. Il nostro club sta puntando alcuni obiettivi per rafforzare alcune zone del campo in particolare. Oltre a seguire con assoluta attenzione due giocatori a parametro zero di livello assoluto, ve ne abbiamo già parlato, come Kevin De Bruyne che lascerà il City, come già annunciato, e Jonathan David che saluterà rispettivamente Lille al termine del contratto al 30 giugno 25, il nostro Napoli sta trattando per l'arrivo in estate sia di Florentino Luis del Benfica che Sudakov dello Shakhtar Donetsk. Da quello che risulta dalle nostre fonti, la società partenopea ha inserito sia Florentino che Sudakov nella shortlist per la prossima annata. Per quanto riguarda il 25enne mediano del Benfica, le parti appaiono sempre più vicine. Infatti il Napoli ha offerto un contratto di 5 anni al classe 99 a 2,5 milioni di euro netti a stagione. A mancare tuttavia l'accordo con la società lusitana, ma si sta trattando per sbloccare la trattativa. Ma non è l'unica notizia che vediamo oggi. Infatti il Napoli ha presentato anche un'offerta verbale da 35 milioni di euro più 5 milioni pagabili in 5 anni al club ucraino per Sudakov o Shudakov, che dir si voglia. Si attende la decisione dello Shakhtar prima di capire se il Napoli avanzerà in maniera definitiva per la chiusura dell'affare. Piccolo aggiornamento delle ultime ore: la società ucraina sta parlando con il giocatore e sarebbe intenzionata a chiedere ulteriori 5 milioni di euro di bonus per un totale di 40 milioni. Signori, ballano 5 milioni di bonus, vuol dire che la trattativa è molto ben avviata. Detto questo, signori, Kevin De Bruyne, Jonathan David, Sudakov e Florentino, nomi assolutamente di rilievo per il nostro Napoli in vista della prossima stagione. Ditemi cosa ne pensate, grazie per essere stati con noi.